Bene, eccoci qua anche oggi. Abbiamo il piacere di avere ospite Olga Pegoraro, appena riconfermata presidente di AGC Veneto. AGC è l'acronimo di Associazione Generale delle Cooperative Italiane. Non a caso abbiamo titolato questa puntata Viva la Cooperazione Veneto, perché nel corso della sua relazione al congresso, che si è tenuto in una location particolare, cioè a bordo di una motonave in navigazione lagunare, quello della cooperazione vera è stato uno dei temi che ha affrontato, vale a dire AGC individua la battaglia, la lotta contro le cosiddette cooperative spurie, insomma in altri termini le cooperative non vere, le cooperative irregolari, come uno degli obiettivi di mandato, sottolineando la necessità di quella che voi chiamate la revisione. Può spiegarci cos'è e qual è il suo pensiero? Allora, la revisione è il sistema che il movimento cooperativo ha su incarico del Ministero, ovviamente del Lavoro, per quanto attiene, oggi MISE, Ministero siglato MISE, Sviluppo Economico, per quanto attiene la cooperazione, ovvero tutte le cooperative, indipendentemente dalla entità, come può essere capitale, numero di soci, ha e deve sottostare alla revisione. La revisione che viene eseguita da un corpo revisionale di persone che sono abilitate a questo ruolo e sono indipendenti, quindi non sono a carico delle singole cooperative. Sono iscritti in un albo e vanno a revisionare ovviamente la cooperativa con le scadenze previste per legge da 2 anni o 1 anno. Perché noi come AGC Veneto abbiamo puntato e puntiamo sulla revisione e abbiamo chiesto anche alla struttura nazionale di ulteriormente intensificare questo tipo di servizio, perché è il punto di collegamento tra il singolo associato e l'associazione, collegamento in quanto il revisore, analizzando la situazione patrimoniale, economica dei soci e la loro attività in seno alla cooperativa, fa e ci dà la possibilità di capire quante queste realtà siano sane, siano in grado di affrontare il mercato, siano anche e svolgono le attività entro le regole. Ecco perché abbiamo chiesto alla sede nazionale di prestare maggiore attenzione sul versante della revisione, che permette ovviamente di eliminare quelle che sono definite cooperative spurie, in quanto di cooperativa e di cooperazione non hanno niente. Ecco perché credo che sul tappeto ci siano soprattutto 2 problemi. Uno è il problema legato alla cattiva prassi degli appalti al massimo ribasso, talvolta vinto da aziende che poi non sono in grado evidentemente di rispettare le norme di legge nei confronti dei lavoratori, e questo talvolta interessa anche le cooperative. L'altro aspetto è che da Roma Malaffare in là, insomma, alcune cooperative sono state anche al centro della cronaca, e anche in questo caso alcune mele marce vanno poi a rovinare l'immagine complessiva del movimento, insomma, che va ricordato. È un movimento, quello cooperativo, che nasce soprattutto in base alla solidarietà fra persone. Ci sono delle regole da rispettare, gli utili vanno reinvestiti in azienda, non c'è suddivisione, diciamo, appunto, di utili e di interessi individuali. Per quanto riguarda AGC Veneto, le imprese aderenti sono 118, il fatturato è di 153 milioni di euro, gli addetti sono 3.252, i soci 4.450. Ecco, AGC Veneto è una delle 3 grandi centrali cooperative, insieme a Lega Coop e Confcooperative, e tutte e 3 insieme, insomma, stanno cercando di portare avanti questo progetto di unitarietà chiamato Alleanza delle Cooperative. Ma siccome lei è persona che, devo dire, parla chiaro, in congresso ha detto: ma vale proprio la pena di continuare a spendere tempo e denaro per l'ACI, cioè l'Alleanza delle Cooperative? Perché? Perché siamo partiti con l'idea di fare un ragionamento assieme, e nel ragionamento assieme anche arrivare a superare le singole ideologie e le singole strutture.
A oggi continuiamo nei ragionamenti, però non si arriva a quello, a mio avviso, che era l'idea iniziale, cioè creare un'unica forte centrale del movimento cooperativo. Ora, abbiamo perso tutti questi anni. Io sono dell'avviso, si faccia una io in quanto AGC Veneto, si faccia una federazione, se non è possibile mettere assieme tutti gli uffici, tutte e tre le associazioni, in quanto l'ideologia conta ancora. Facciamo una federazione, facciamo qualcosa, altrimenti ci ritroviamo, parliamo con tutti i buoni intenti, tante idee, e alla fine siamo qua a discutere, come facciamo io e lei, dell'alleanza delle cooperative. Non è detto che nei tavoli già non si trovavamo assieme in comune accordo, perché lo si faceva già. Bisogna andare oltre, e io in tutti questi, diciamo, anni non ho visto che si vada più in là. Ci si ritrova, ripeto, si parla, e poi allora bisogna, a mio avviso, che anche il nostro nazionale decida, fuori dal guado. Si va avanti? Se si va avanti parliamo anche di una federazione, di un qualcos'altro, se no ci si ferma e si deciderà diversamente come muoversi. Lei questo lo ha detto alla presenza del Presidente nazionale Altieri, perché poi il 22 di novembre, se non vado errato, ci sarà il congresso nazionale. Lei però dice anche qualcosa in più, perché fermo restando quanto lei ha delineato adesso, cioè il progetto di unitarietà è condiviso, anzi bisogna andare verso là, però in questo modo non ci si arriva. Lei dice anche, beh, però le alleanze si fanno sulla base della pari dignità. Certo. Fermo restando, voglio dire, i numeri che contano sempre in democrazia, però non è possibile che qualcuno abbia tutto e qualcuno abbia niente. Corretto? E questo è anche un altro problema. Quando ci si mette assieme, certo che ognuno deve rinunciare un po' del proprio, però non si può rinunciare tutto in visione di un qualcosa che non abbiamo ancora capito quale risultato possa dare alla struttura che ha posto sul banco tutto, e basta. Cioè, devono essere chiare anche le suddivisioni di compiti, ma anche quello che è la salvaguardia della potenzialità della singola associazione, senza mortificare nessuno, in una logica di sviluppo di tutto il sistema. E a proposito di sistema, tocchiamo un altro tasto delicato, banche di credito cooperativo, vale a dire il sistema bancario delle banche di prossimità. Adesso nella ristrutturazione del sistema creditizio del nostro Paese si mette in discussione tutto, compreso anche il credito cooperativo. Il credito cooperativo è stata la forza trainante del Veneto, a mio avviso, non solo. Azzerare un sistema che ha dato e fornito possibilità di sviluppo è una cosa che va, a mio avviso, calibrata e pensata molto molto attentamente. Certo, i tempi cambiano, bisogna modificare, però attenzione, la finanza, sappiamo, viene gestita anche in certi ambienti, con certi sistemi. Il credito cooperativo è nato per essere vicino all'azienda, al territorio, forse sicuramente non dipendere dai grandi sistemi, ma bensì dalle esigenze, investendo e impiegando bene il denaro che la collettività versava all'istituto. Bisogna far capire questo, e a mio avviso non bisogna cadere nelle grandi ristrutturazioni dove, in questo caso, grande è bello e risolvi i problemi. Quindi va ripensato anche questa volontà di azzerare il sistema delle banche di credito cooperativo e di farle diventare qualcosa di diverso. Non si può fare di tutto un erba un fascio, no, le due esperienze negative nel settore delle banche denete però non possono, lei dice, pregiudicare tutto un sistema che è servito a lanciare l'economia del nord-est. Ecco, mi permetto di dire, lei ieri sa che nella relazione noi abbiamo parlato degli uomini e dell'abilità degli uomini. In tutte le attività io sono dell'avviso che va messo a fuoco, allora anche nel sistema creditizio bancario,
quelle che sono le abilità, ma nell'interesse del singolo e della struttura di ciò che rappresenta. Se questo non è, allora quell'uomo, che uomo inteso come donna-uomo, va allontanato, perché sono gli uomini alla fin fine, oltre il mercato, che determinano certe deficienze, certe strutture. Affinare le abilità e farle rendere positive nell'interesse di tutti. Ecco, questa è quanto io vorrei passasse come messaggio. E questo è anche in qualche maniera riprendere lo spirito della cooperazione. Sì, riprendere. Dove uno conta uno. Una testa e un voto, per capirci, sì. Per concludere, secondo lei il sistema cooperativo, così appunto come inteso, una testa e un voto, è ancora attuale o necessita in qualche maniera di aggiornamento? Bisogna far crescere i nostri soci, perché non basta essere socio ed avere una volontà comune. A mio avviso la cultura in tutti e su tutti i livelli e su tutto e tutti aiuta a migliorare quello che è anche la valenza e questa formula imprenditoriale. Elevando la preparazione del socio arriviamo ad avere sicuramente dei risultati interessanti. E allora quando lei mi ha fatto la domanda, vale ancora? Vale nel momento in cui, quando ci si mette assieme, quando comunque per le realtà storiche hanno i soci la condivisione, la compartecipazione, ma anche la formazione, la cultura, questo permetterà e permette al singolo socio di aiutare la cooperativa a fare certe scelte economiche. Nel momento in cui però si hanno 1000, 2000, 3000 soci, l'operazione da fare è molto importante, ma va fatta. Ecco che allora abbiamo la vera cooperativa, le cooperative che partecipano, che possono fare e diventare competitive nei confronti delle SPA o delle società, insomma, le società di capitali in genere. Cultura. Grazie, così abbiamo capito qual è uno degli obiettivi prioritari, se non l'obiettivo prioritario del nuovo mandato di Olga Pegoraro, confermata Presidente di AGC Veneto, Associazione Generale delle Cooperative Italiane. Buon lavoro. Grazie. A voi, grazie. alla prossima.